Oggi è giornata internazionale dedicata alla disabilità. L'Archivio di Stato, sempre attento a queste tematiche sociali, organizza 2 giorni ogni banco alla sua storia, carte senza barriere. Abbiamo visto già alcuni ragazzi che stanno visitando l'Archivio di Stato. Oggi per noi è una giornata molto particolare e molto attesa. L'impegno dell'Archivio di Stato di Agrigento rispetto al tema dell'accessibilità culturale è un impegno costante che contraddistingue tutte le nostre attività nel corso dell'anno. Quest'anno abbiamo raggiunto un importante traguardo, che è quello rappresentato dal progetto Carte senza barriere sviluppato nell'ambito del PNRR, ma questo progetto specifico legato alla Giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre 2025 è legato ad un altro importante progetto che stiamo sviluppando in vista degli 80 anni della Repubblica. Oggi il percorso sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica si contraddistingue per il racconto particolare dei nostri banchi di scuola, quelli che fanno parte della sezione accessibilità culturale dell'Archivio di Stato di Agrigento. La giornata odierna sarà occasione per presentare il percorso di Carte senza barriere, ma anche per fruire dei nostri percorsi laboratoriali e multisensoriali che sono stati organizzati presso l'istituto nel loro setting specifico e che accoglieranno sia nella mattina sia nel pomeriggio i fruitori. Quindi un bilancio positivo di queste 2 giornate? Sì, noi siamo sempre lieti di poter organizzare attività legate alla fruizione ampliata del patrimonio archivistico. Questo rappresenta il raggiungimento di un importantissimo traguardo che riguarda non solo la fruizione del nostro patrimonio, ma soprattutto la restituzione anche di una dimensione sociale dell'archivio, che è un istituto culturale aperto veramente a tutti. Oggi è giornata internazionale sulla disabilità. Lei ha deciso di portare i ragazzi qui presso l'Archivio di Stato per questo progetto Carte senza barriere. Sì, noi abbiamo risposto di sì all'invito della dottoressa Rosanna Florio all'Archivio di Stato proprio per celebrare questa giornata. Io devo dire che per noi è sempre la giornata della disabilità. Io lavoro da oltre 30 anni a contatto con queste persone e con i loro familiari, soprattutto con i familiari, io, per il ruolo che svolgo. E per noi è sempre una giornata, ogni giorno è un giorno per impegnarci, per creare benessere per i nostri ragazzi. Li chiamiamo sempre ragazzi perché per noi sono sempre dei fanciulli, dei ragazzi. Dottoressa, ecco, si fa abbastanza? Sì, io credo di sì, ognuno di noi, ci sono delle persone che sono state proprio scelte ad hoc, per esempio specialmente gli educatori che stanno a contatto continuo con i nostri ragazzi e il fatto di essere venuti qua a vedere i laboratori che la dottoressa appunto ci vuole fare conoscere ci aiuterà sicuramente da domani a fare ancora meglio, ancora di più.